I Galpolesani, Galpolesine Delta del Po e Galpolesine Adige sono stati ad Arles, in Camargue, nell'ambito del progetto di cooperazione transnazionale Eco-Leader Network, turismo sostenibile in connessione con la valorizzazione e promozione dei prodotti. Sono in programma, infatti, interventi che mireranno alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agroalimentari tipiche locali, attraverso azioni di sensibilizzazione al gusto, ai valori nutritivi e alla qualità dei prodotti, coinvolgendo produttori, ristoratori e consumatori, con un'attenzione particolare per l'enogastronomia. Nella delegazione polesana c'era anche l'assessore provinciale e consigliere del Galpolesine Delta del Po, Laura Negri. Eco-Leader Network è un progetto di cooperazione finanziato con i fondi GAL che vede come protagonisti alcuni attori della provincia di Rovigo, tra cui l'ente parco, la provincia stessa e un collegamento con il GAL della Camargue. È per questo che in aprile si è tenuto un incontro proprio ad Arles insieme con la Camera di Commercio per poter valutare insieme la possibilità di fare delle azioni congiunte sulla valorizzazione dei prodotti tipici. In Camargue vi è una tradizione molto forte di rete tra produttori che costituiscono anche una filiera interessante per la promozione di questi prodotti, dal produttore al ristoratore. Ecco, noi abbiamo cercato di realizzare alcune azioni comuni che fanno in modo che questa attività già svolta da parte della Camera di Commercio di Arles possa essere utilizzata come buona pratica anche nella nostra provincia. Noi abbiamo alcune tipicità, alcuni prodotti riconosciuti come DOP e IGP, come il riso, l'insalata di Lusia, l'aglio e così via, e intendiamo fare in modo che gli operatori e non soltanto i produttori si sentano partecipi in una rete di promozione non solo a livello territoriale, quindi sul Polesine, collegandosi con la ristorazione e con i consumatori finali, ma anche promuovendosi a livello nazionale, se possibile internazionale. Con l'abilità degli chef francesi e polesani saranno creati dei menù della tradizione provenzale polesana con i prodotti dei territori, rivisitando vecchi sapori in chiave moderna. A breve il GAL organizzerà con i soggetti interessati degli incontri tecnici per definire il quadro dei prossimi interventi da realizzare.